Un appello sui social nel gruppo del paese per cercare amici per il nonno ottantenne. L'idea è venuta a Ilaria Cocco, 25enne di Galliera Veneta. Il nonno vive a Cittadella con la nonna, circondato dall'affetto di figli e nipoti, ma durante il Covid ha perso quei rituali così scontati, come per esempio un'uscita in patronato o la partita a carte con i coetanei. Mio nonno, fortunatamente, a differenza di molti anziani, ha comunque una famiglia che lo circonda. Noi veniamo a trovare i nonni più o meno alternati 3, 4, 5 volte a settimana, mangiamo insieme, giochiamo insieme, quindi non è che gli manca la compagnia in senso stretto. Certo che come per un ragazzo giovane non c'è solo la famiglia, ma c'è bisogno anche di avere dei confronti e degli amici esterni alla famiglia, stessa cosa per una persona anziana, quindi anche una persona anziana ha bisogno di avere appunto questi rituali, questi momenti di confronto. Da qui l'appello: tra i requisiti richiesti ovviamente saper giocare a carte, briscola o scopa. Diciamo, ho già ricevuto alcuni contatti, adesso nei prossimi giorni vedrò di organizzare qualcosa, insomma, siamo già organizzate con alcune persone. Ilaria, insieme alla famiglia, si occupa dei nonni e ha compreso subito che quello che poteva giovare al nonno era un po' di svago, insomma, quella socialità che tanto manca a tutti. Ilaria lavora nel sociale e proprio per questo ha una grande sensibilità. Adesso sto facendo un tirocinio come volontaria presso una onlus che si occupa di aiutare un po' le vittime di tratta e i migranti che subiscono vessazioni, insomma, durante il loro viaggio, e diciamo che questa è la strada che vorrei continuare.